caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina, Zanotta, una casa da vivere e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo come di consueto al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca ed ho il piacere oggi di ospitare il direttore generale di Banca Patavina, Gianni Barison. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. E buongiorno a tutti voi. Ci diamo del tu, visto che c'è una certa confidenza anche nella vita di tutti i giorni e anche perché questo secondo me è un tratto caratteristico della tua personalità, questa capacità di accorciare le distanze con l'interlocutore, è così? Dicono, io credo che è peraltro anche una caratteristica che ho sviluppato proprio lavorando nel credito cooperativo che oramai dovrebbe essere noto, ha tra i suoi tratti distintivi proprio quello della prossimità con il cliente, quindi un'attitudine ma anche una formazione cresciuta poi nel tempo attraverso l'attività professionale. Conosciamo un po' più da vicino Gianni Barison, da 54 anni, è nato a Piove di Sacco, nato sotto il segno del cancro, ecco, un segno d'acqua, un segno che ha nei valori della famiglia e dell'amicizia i tratti caratteristici. Ti riconosci un po' in questo? Direi assolutamente di sì, perché peraltro dopo la mia parte prima di vita vissuta a Piove di Sacco sono finito, ahimè, io dico per fortuna, in quel di Chioggia, quindi vivo oggi a Sottomarina e l'acqua è un elemento che vedo tutti i giorni perché alzandomi al mattino vedo veramente l'acqua del nostro mare. Mi identifico anche e soprattutto con i concetti della famiglia. Allora, Banca Patavina, abbiamo detto, direttore generale, dal 1° gennaio di quest'anno. Ricordiamo che Banca Patavina è nata dall'unione di due BCC storiche, quella di Piove di Sacco e Sant'Elena. Sì. Era un'esigenza che andava maturando nel tempo, ecco, però nasce all'interno di un contesto, di una situazione generale di mercato e di una indicazione sempre più pressante che arrivava dalla vigilanza, non solo italiana ma anche quella europea, di rafforzare queste strutture. Pur rimanendo caratterizzate dal localismo, avevano e andavano manifestando, anche noi, ex Piove di Sacco, la necessità di irrobustirci e di, come dire, rafforzare la possibilità di guardare avanti con maggiore tranquillità. Anche perché in questo momento c'è una rivoluzione che riguarda probabilmente gli istituti di credito cooperativo, no? C'è una legge che vi impone o vi suggerisce di percorrere determinate strade. Lo facciamo un po' capire a chi ci sta seguendo? Ma guarda Claudio, sicuramente ci sono due sottolineature che vorrei cogliere l'occasione di fare. Una, la necessità da un lato che queste strutture, ricordo che ancora oggi siamo oltre 330 nel territorio, ma negli anni, 120 anni fa, queste casse rurali, prima della riforma e poi banche di credito cooperativo, avevano superato anche le 2700-2750 unità. Un'attività di razionalizzazione nella presenza nel territorio nazionale che si è sviluppata nel tempo. Indubbiamente negli ultimi periodi, negli ultimi anni, questa razionalizzazione è stata, come dire, accelerata anche dai nostri, come dire, organi di controllo, dai cosiddetti istituzionali, perché evidentemente noi non parliamo di globalizzazione ma di globalizzazione, ecco, richiedevano questa maggiore struttura, questo rafforzamento non solo sul piano patrimoniale ma anche sul piano organizzativo. Quindi la prima considerazione riguarda appunto il fatto di una razionalizzazione delle singole banche presenti nel territorio. Con il governo Renzi nel gennaio del 2015 ne è uscita, in occasione della riforma delle popolari, si stava introducendo anche la nostra riforma, poi temporaneamente rinviata. Oggi questa riforma si sta realizzando, da una disposizione di legge sta divenendo sempre più progetto industriale. A che punto siamo? Ecco, stanno nascendo due poli aggregativi. Da un lato il polo con il quale noi, Banca Patavina, ci identifichiamo, il polo di Roma, e che si chiama con il Crea Banca, ecco, il Crea Banca che vede la capogruppo in questa SPA, appunto il Crea Banca, e l'altro polo che era già presente nel Veneto di diverse dimensioni,
ma che vede il suo riferimento nella Cassa Centrale di Trento. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Quindi in questo momento la scelta che ha fatto Banca Patavina è quella di aderire al polo probabilmente maggioritario, no? Che raggrupa il maggior numero Sì. di unità sull'intero territorio nazionale, e anche forse il polo che dà probabilmente anche maggiori garanzie sotto certi profili. E quali sono questi profili nello specifico? Guarda, sicuramente la prima considerazione, maggioritario. Nel Veneto, proprio in queste settimane, in questi giorni, si sta molto discutendo ed è una discussione molto aperta. Oggi le banche che hanno aderito, siamo nel mondo cooperativo, che hanno aderito al gruppo IKEA sono 13, ma esprimono volumi pari al 75% dei volumi del Veneto. A livello nazionale oggi si contano circa 180 banche di credito cooperativo, ma dobbiamo considerare che nel nostro mondo cooperativo una testa vale un voto, però sul piano industriale sono i volumi, i fatturati che queste banche sviluppano, che sono ben diversi. Se seduto al mio posto qui ci fosse il governatore Luca Zaia, che come tu ben sai si è, come dire, sbilanciato a favore di Cassa Centrale, riusciresti in una battuta a dargli un elemento per convincerlo a spostare questa sua opinione? Me ne permetti 3, Claudio, di battute. Sono convinto che anche il nostro governatore rivedrebbe la sua posizione. Ripeto quelle che assieme al nostro consiglio di amministrazione e a quello della Sant'Elena, già aderente al gruppo ICREA, abbiamo fatto 3 o 4 mesi fa. 3 sono le considerazioni. La prima: chi deve scegliere, sceglie innanzitutto guardando, constatando, misurando, valutando quello che c'è. Il gruppo ICREA esiste da molti anni. Il gruppo della Cassa Centrale è un gruppo, per loro stessa ammissione, in fase di costituzione, e questo è il primo elemento. Quindi possiamo migliorare, indubbiamente ci sono degli aspetti. Chi parla è un po' di parte, ci siamo detti prima, ho fatto 5 anni di esperienza professionale in quel di Roma e quindi inevitabilmente ho questa, parte che rende meno oggettiva la valutazione, però tant'è. Seconda considerazione: ci sono delle regole imposte dalla vigilanza europea, uguale per tutti. Queste regole, tra l'altro, governatore Zaia, richiedono un capitale di 1 miliardo di euro. Ecco, questo capitale nel gruppo di Roma è presente in abbondanza, visto che si attesta a 1 miliardo e 700 milioni. Cassa Centrale, come è notorio, questo miliardo lo sta raggiungendo e dichiara di averlo raggiunto in queste settimane, ma il capitale di minima. Terzo elemento importante: il sistema informatico. Sempre più la tecnologia è elemento fondamentale. E allora nel gruppo di Roma, poiché le BCC in Italia sono diverse e ognuna, ahimè qui, perché sotto il piano industriale questa non è razionalità, ma è espressione di quella autonomia che queste banche potevano permettersi negli anni passati, il gruppo di Roma può ricevere banche di credito cooperativo o casse rurali che hanno diversi sistemi informatici. Chi accede al gruppo o chi aderisce al gruppo di Cassa Centrale Banca può aderire sulla base di un unico sistema informatico. Questi sono i 3 punti fondamentali, almeno dal mio punto di vista. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Torniamo a Banca Patavina. Volentieri. Che cosa è cambiato per i soci e per i correntisti, se è cambiato qualcosa, dalla fusione tra questi due istituti? Ma guarda, io farei credo una riflessione di premessa e poi due considerazioni da dare ai nostri soci, ai nostri clienti, ma anche ai potenziali che qui nel Padovano riteniamo ce ne siano da coltivare. Prima la premessa, perché abbiamo deciso, le due direzioni, le due presidenze, i consigli di amministrazione, di arrivare a questa fusione, fondamentalmente per due motivi. Il primo, di natura relazionale, strategica, è stato quello di rafforzarci per essere più presenti proprio qui a Padova, nella provincia di Padova. Ed ecco anche la scelta del nome. Quindi il primo motivo di natura strategica, relazionale, politica, se vuoi Claudio, ecco, è questo qui. Il secondo è inevitabile, il rafforzamento, unendo le forze delle due realtà, delle due strutture, la banca si è irrobustita. Quindi un motivo di natura strategica, un motivo di natura industriale. Ci ha portato qui. Ed ecco allora per i clienti e i soci che cosa cambierà. Ma fondamentalmente io direi, per rimanere nella sintesi che questo nostro momento ci impone, direi che è un rafforzamento. Noi lo slogan infatti che abbiamo promosso, coltivato anche in occasione della fusione, è una banca più solida, si è rafforzata, e quindi il messaggio che anche attraverso questa occasione voglio mandare ai nostri correntisti, ai nostri soci, ma mi rivolgo anche a chi lo può diventare, è che abbiamo rafforzato la banca sotto il profilo patrimoniale, sotto il profilo organizzativo abbiamo migliorato la nostra capacità di proporci alla clientela. Perché? Perché queste fusioni, per fortuna, producono quasi automaticamente una razionalizzazione dei costi. Nel nostro caso, già nel primo anno abbiamo quantificato in circa 5 milioni il risparmio dei costi di struttura. E questo è un dato molto interessante. Abbiamo veramente pochissimi secondi per l'ultima domanda di carattere personale. C'è una foto a cui sei legato particolarmente? Ma guarda, una foto, sono tante le foto in cui in questi anni di vita e di attività sono legato, però io ne tengo una proprio nel mio ufficio, della foto delle mie figlie, perché in qualche modo diciamo che hanno fortunatamente condizionato tutta la mia vita e personale, l'hanno condizionata in positivo, e professionale, perché talune scelte, non dico rinunce, le ho fatte proprio anche considerando la loro presenza e l'amore che c'è nei loro confronti. Quindi è quella l'immagine che ho. Con questa bella foto di Laura e Giorgia, e con questo aspetto, devi sapere che il papà del segno del cancro è il papà più materno che esista a livello astrologico. Lo riferirò alle mie figlie. Ringraziamo il direttore generale di Banca Patavina, Gianni Barison, e ringraziamo tutti voi per averci seguito ancora una volta qui ad Un caffè con l'esperto. Grazie a voi e grazie dell'opportunità che mi avete dato. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine.